Buongiorno, oggi è lunedì. Per colazione mangio questi. No, in realtà mangio budino. Ieri ho preparato il budino, quello di marca, e pensavo di avere quello alla cioccolata, vaniglia e anche alla cioccolata. E invece non ho preso la cioccolata quella volta. Ho sbagliato, ho visto scuro, pensavo fosse cioccolata, invece è amaretto. A me non piace assolutamente. Come budino, è un po' E palliduccio. poi ho messo lo zucchero, ho messo la metà dose, perché sarebbero 3 cucchiai per busta. Io ho messo solo 3 cucchiai, anche se ho messo 2 buste, perché so che sono dolci questi qua. E infatti effettivamente risulta dolce, però dai, non è male. Ho messo il canovaccio giallo, non l'ho mai messo il giallo, forse l'ho usato una volta. Ho cambiato anche le presine. Praticamente, sì, sentite il rumore a Peppe che è al bagno. Ho messo queste qua me le aveva fatte mia mamma con stoffa che le avanzava quando sono venuta qui a abitare. E anche questa qui piccolina. E questa qui invece l'avevo comprata. Mi pare al Lidl questa qui. E c'è anche il guanto da forno, ma io non lo uso. È troppo ingombrante, non riesco a usarlo. Ecco, oggi la situazione è questa, è un po' bruttino il tempo, nuvolosissimo. Vabbè. Si è sciolta anche gran parte della neve, Il cambiamento che vi avevo accennato sabato, che volevo farvi vedere, poi ho detto no, il prossimo vlog è questo. Cioè la lampada Ikea, l'ho messa qui praticamente. Ecco, il risultato sarebbe questo, fa abbastanza luce. No, mi piace, mi piace. Sono le 2:10 di pomeriggio, io non mi sono più fatta sentire, ma allora sono andata su da mia mamma stamattina alle 9, poi sono venuta giù a casa che erano più o meno le 11 e mi sono allenata. Mi pare che mi sono allenata, sì, era più o meno meno 20, meno un quarto a mezzogiorno. Vado in poggiolo al sole. Oggi ho fatto 2 lavatrici, adesso ho messo a asciugare una coperta, l'altra punta, quella che uso anche come copridivano, quella grossa. Ecco, ho lavato quella. Eccomi qua, sono le 7:25 di sera. Volevo farvi vedere com'è l'effetto della lampada Ikea lì nell'angolo. Quindi illuminata dalla lampada, io vi aspetto domani con una nuova giornata di vlog. Buongiorno! Oggi è nuvolosissimo, cioè un tempo, anzi, non so se piovigina, non lo so, però è nuvoloso, proprio coperto, coperto, coperto. Oh, ancora le scarpe di fuori. L'ho lasciata tutta la notte di fuori, vabbè. Cosa volevo dirvi? Sapete che l'altro giorno stavo cercando in una borsa un taccuino che non so dove è finito, però è qua da qualche parte ma non so dove, e ho ritrovato questo che è l'incandescence dell'Avon, è quello roll, è il profumo da mettere qui sul collo, dietro le orecchie, sui polsi, e l'ho ritrovato, solo che adesso è praticamente denso, guardate che roba. Profuma tantissimo ancora, però ormai è denso, sarà, non so da quando ce l'ho aperto, da una vita, ecco, almeno da un anno. E per fortuna che ieri mi sono lavata le robe che dovevo lavare, perché veramente, ma che tempo che c'è, bah, proprio brutto, faccio già fuoco io adesso. Buongiorno, io mi continuo a dimenticare di registrare, ieri anche mi sono completamente dimenticata. E oggi è giornata di allenamento, mi sto prendendo la roba da vestire, devo andare in posta, ecco, adesso vado in posta, vado in bagno a lavarmi eccetera, vado in posta a pagare la bolletta dell'Enel e poi non lo so, vado a far colazione su da mia mamma. Oggi i gatti sono già a posto perché stamattina mi sono svegliata tipo alle 5 e da quell'ora non sono più riuscita a dormire.
E quindi mi sono alzata alle 5 e mezza, ho dato da mangiare ai gatti, insomma, ho fatto tutto e niente, sono ancora a posto, quindi non do altro. Che tristezza, c'è un pavimento che fa pietà, perché si striscia come niente, cioè non è che si striscia rovinandosi, si striscia anche con la gomma, rimane il segno, poi va via lavandolo, però adesso che c'è il sole si vede tantissimo. Niente, vado di corsa perché è già tardi. Ho il vetro appannato dentro, il vetro davanti solo perché era all'ombra e quindi è rimasto appannato perché il sole è caldo, però la differenza caldo-freddo si appannano sempre i vetri. Oggi c'è sole, inglese l'ho già fatto, che vi ho già detto, quindi sono contenta che non ho quell'impegno mentale. Ma mi credete se vi dico che ogni volta che vado il venerdì a inglese io arrivo a casa col mal di testa, perché è talmente un impegno per la mia testa, non sono abituata io a studiare, sono troppe informazioni tutte insieme che ogni volta mi fa mal di testa. Oh, che bello, c'è anche parcheggio. Ok, ecco, e questa porta qui è la posta. Oggi c'è vento, ma già ieri c'era ariaccia e oggi c'è proprio vento. Sì, ecco, era un po' troppo illuminata. No, mi sono comprata un Krafen. Qui, non riesco a indicarlo. Mi mangio questo, poi devo allenarmi, quindi bene o male smaltisco qualcosa. No, perché avevo proprio voglia sono andata a comprare il pane e avevo proprio voglia di qualcosa del genere e quindi ho preso il Krafen. Qua se vedete che sono lucida è perché io metto burro cacao anche fuori dalle labbra, perché sennò tende a screpolarsi tutta la pelle, quindi faccio questo sistema anche se non è bello da vedere, ma insomma. Lilla! Lina! Oh, Madonna. Mio Dio. Ciao, virgola! Ehi, virgoli. Amore, come sei bella. Un bacino? Me lo dai un bacino? Uno, Anthony. Uno. Sì, grazie, 2 me ne hai dati. Eccola. Oh, gentile amore. Grazie. Ciao Anthony. Avon. Sì. La campagna 1 non l'ho fatta e quindi faccio campagna 2 questa volta. Vedo se riesco a guadagnarci qualcosa. E poi mi ha dato anche il giornale mia mamma, che me lo porto giù a casa e me lo sfoglio. Io non compro giornali. Discorso giornali, ecco, io quando sono andata a abitare da sola all'inizio compravo i giornali e poi non li ho più presi perché mi sono accorta che non li guardo. Mi sono accorta, ma anche se ad esempio questo qua adesso To Style me lo porto giù a casa, ma sono sicura che non lo guardo più di tanto perché non riesco a star ferma quando sono in casa. Cioè, ieri sera in un'ora ho fatto di tutto. Ho cambiato tutte le immondizie, ho fatto da mangiare, ho finito le mie cose al computer e nel frattempo ho anche lavato la cassetta della sabbia dei gatti. Cioè, ieri sera ho fatto un casino di cose in pochissimo tempo. Cioè, veramente ogni tanto mi sento superwoman perché faccio di tutto. Però comunque sì, magari ci si mette lo smalto, si deve aspettare che si asciughi, si guarda nel frattempo un giornale. Vabbè, quindi mi porto giù il mio catalogo Avon, mi porto giù il To Style e vado a finire il Kraft perché sennò arriva mezzogiorno che devo ancora finirlo. Ciao Lilla. Ciao Lilla. Che bella cosa. Che bella cosa. Bella. E Lilla. Sì, sono ancora qua, sono le 11. Per fortuna non ho acceso la televisione, ma sapete cosa ho fatto? Ho editato tutto
il video fino a questo pezzo e quindi perché me lo edito man mano, perché altrimenti alla fine mi ritrovo con tantissimi video da editare, nel senso tanti pezzi di video da mettere insieme, e quindi preferisco editare man mano che registro. È molto molto più comodo, facendo tutto col telefono è molto più comodo così, invece col computer è un po' una scocciatura. E adesso vado via perché veramente è tardissimo, devo far fuoco, pomeriggio devo andare via, ma sì, ve l'ho detto che vado via un attimo, ma non tantissimo, vado giusto via un secondo, 20 minuti, mezz'oretta dai. Stavo cercando la chiave non c'era. Vabbè, abbiate pazienza, la vecchia qui. Stava cadendo il telefono in diretta, avete visto che a me cade, caduto tante di quelle volte questo iPhone, non so come faccia andare ancora, sul serio, è sempre caduto bene probabilmente, perché altrimenti si sarebbe rotto già alla prima caduta, invece sì, finché io metto la chiave sbagliata nella serratura, non sono abituata a chiudere questa porta, no? E quindi uso la chiave di casa giù. Oh, aiutatemi. Chiusa, andiamo. Ciao, mio cialfino, il mio Alfa. C'è Alfa, che bello che è il mio Alfa. Tutto... Ciao Alfetto, ciao Alfetto. Ciao Gastone. Ciao Gastone. Sky, cosa stai facendo? Ti lavi al sole? Che brava che sei. Mi ha fermata l'uomo del BIM perché praticamente mi ha detto che devono tirare i cosi del metano, del gas, perché qua non ce l'hanno tutti, ad esempio i miei non ce l'hanno, insomma non tutti ce l'hanno il metano. Qui da me c'è una macchina, non so di aver visto una macchina, e praticamente mi ha chiesto se la strada lì era comunale o privata. Ciao! Tra un po' dovrò togliere tutti i rami qui perché stanno iniziando a perdere un casino di aghi. Ho sistemato anche qui dalla legna. Guardate quanta poca ce n'è ancora. Sì, ho sistemato là dalla legna domenica perché era un disastro. C'era sporco ovunque. E come io odio vedere sporco, anche fuori, non solo in casa, anche fuori. E quindi ho sistemato tutto, ho pulito e adesso sono contenta che è un po' più in ordine, diciamo. Ciao bambini! Avete visto che loro mi aspettano qui dalla porta? Cioè io arrivo, loro sono qui che mi aspettano, perché loro sentono la macchina, sanno riconoscere ormai il rumore e quindi sanno che sto arrivando. Ecco, quindi ho preso il pane, 1,03 €. Poi ho preso il Krafen che costa 1,20 €, che è tantissimo. Una volta costavano 1 euro le paste, adesso costano 1,20 €. Costano sempre di più. Vabbè, giornale, catalogo. Ah sì, ho preso anche un dentifricio. Questo qua. Perché non l'ho mai usato questo? Niente, sistemo i gatti, vedo cosa hanno combinato, tipo le tende tutte incastrate come al solito. Apriamo un po' la porta. Date un po' di fuori al sole. Che belli. Che belli. Bunny. Hai catturato? Catturato una mosca. Andata via. Buongiorno. Chiudo la finestra di camera. C'è un raggio di sole ma sta nevischiando. C'è qualche fiocco che scende. E sì, ha nevicato, non so se stamattina o stanotte. Dove c'era l'erba, adesso c'è di nuovo la neve, ma tanto questa si scioglie praticamente subito. Basta che esca un po' di sole. E comunque sta nevicando al momento, ma non si vede. Mi sono occupata dei gatti e quindi adesso mi occupo di me, faccio colazione. Ho pulito tutto intorno perché hanno camminato ovunque, quindi ho passato la spugna detersiva ovunque. Adesso per colazione io mi mangio i savoiardi perché non ci stanno nella biscottiera.
e quindi quei 3 purtroppo dovrò mangiarli con un po' di tè senza zucchero, però, perché se ci metto anche lo zucchero ho voglia. Ma io non metto più zucchero, vado a periodi, ma ve l'ho detto già altre volte, vado molto a periodi. Cosa mi serve la tazza? E adesso non lo uso. Anche ieri non ho più registrato, ma sapete che il pomeriggio per me, ieri ero molto di luna storta pomeriggio, perché c'è vento, quando c'è vento io sono di luna storta. Ieri pomeriggio ho aperto questa scatola della Lindt e ci sono tutti questi cioccolatini. È quella che aveva anche mia mamma su a casa. Beh, questo qua è al fondente, dentro c'è il cioccolato fondente. Questo qua è buonissimo, quello bianco, ha dentro la granella di nocciole. Io non mi privo di niente nel cibo, evito quello che so che mi fa tanto male, tipo il latte intero lo evito. Però dove c'è minima quantità, ve l'ho già detto, io me ne frego altamente, cioè se posso evito proprio del tutto, se no io mangio o bevo lo stesso, perché alla fine non bisogna privarsi di niente sul cibo, a meno che non si abbiano allergie, allora è diverso, ma con le intolleranze si riesce anche a convivere, diciamo che basta evitare le dosi massicce, le dosi eccessive, cioè io bevevo, se vi ricordate, io bevevo tipo 1 litro di latte intero al giorno, se bastava 1 litro, perché ne bevevo anche di più. E quindi passare dal bere così tanto latte intero al bere latte per intolleranti c'è una bella differenza, e ne bevo una tazza, non è tanto. Sì, è stato un progresso. Saluto Paula Style perché mi sta troppo simpatica, cioè è così spontanea, così, non lo so. Mi piace. Paola Style, se guardi il video io ti saluto. Devo salutare un'altra persona. Ho controllato. Si chiama Giulia Pietrini. È mattina, abbi pazienza Giulia. Niente, ti faccio tanti auguri per il lavoro. Visto che mi hai chiesto anche tu sotto il vlog dell'ultima settimana di salutarti, ti saluto. Potrei anche fare questa cosa, cioè ogni vlog saluto una sola persona, perché se devo stare a salutare tutte le persone no, però una persona a caso o quella che me lo scrive prima io la saluto, perché così, cioè devo ricordarmelo poi, no, ho la memoria molto breve, ho l'Alzheimer che avanza ultimamente. Sapete perché? Perché non leggo neanche tanto e quindi il mio cervello sta dimenticando tante parole. E infatti vorrei iniziare a leggere. Ah sì, ecco cosa voglio chiedervi. Allora, io leggevo una volta. A me piacevano tantissimo i libri di Harry Potter e li ho letti tutti. Volevo riniziare a leggerli perché ho bisogno di leggere per la testa proprio. Però li so a memoria e quindi è inutile che vada a rileggere quelli. Se sapete di consigliarmi dei libri molto simili a Harry Potter, comunque sul genere fantastico, secondo me anche un giallo, genere fantasy so che mi piace, quindi se avete da consigliarmi un libro o più libri fantasy, scrivetemi qua sotto nei commenti che mi farà molto piacere leggere i vostri consigli. Adesso faccio colazione perché sennò si sfredda tutto. Dai che ti faccio il video. Angie. Ciao Celestino. Celestino, ciao Celestino. Maionessa. E Silvio. Ciao Silvano. Ciao. Fisi. Bravo Silvio. Buongiorno, oggi è venerdì, giornata di sole, si è sciolta la neve che ha fatto ieri, quel leggero strato che ha fatto ieri. Pepe ha visto il riflesso sul muro, aiuto! Ho messo gli orecchini che mi sono fatta ieri, sì. Niente di che, l'ho comprati già fatti i cuoricini, quindi
ho solo messo la base per gli orecchini. Allora, dunque, sono qui in questa stanza perché voglio registrare un video, ho già fatto tutto, anzi devo chiudere la finestra di camera, ecco, e fare il letto, e sono qui perché voglio registrare il video giveaway che andrà online domani. Voi vedete oggi che è sabato, quindi domani, sì, oggi per me è venerdì, però per voi è sabato, e quindi domani ci sarà un giveaway per uno di voi, c'è un premio, insomma. E poi c'è un'altra sorpresina che ho già detto su Facebook. C'era il sole, io vi giuro che il sole c'era, non c'è più. Cioè, volete vedere com'era adesso il tempo? Ve lo metto a fuoco? Così. Però c'era il sole, Ecco. Niente, adesso è nuvoloso invece. Chiudiamo sta tenda. Ok. Ho registrato il video. Sono qua. No, adesso vado via. Mi piacerebbe questa come inquadratura. Poi non è brutta però. Guardate. Però dovrei avere le luci che mi illuminano perché sono illuminate solo da una parte. Ci faccio un pensiero. No, dettagli del vlog, dettagli, no? Vado via, vado a far colazione su da mia mamma perché sicuramente starà facendo inglese, quindi vado su a vedere se ha bisogno. Sì, devo prendere la patente perché se no me la dimentico e basta, penso. Sì. No, ma non so se vi siete accorti, ho il brillantino. Praticamente ieri sono andata a spulciare negli orecchini vecchi e ce ne sono che non uso e magari sono rovinati. Ho preso uno brillantino da quelli e l'ho attaccato qui. Cioè, ho risolto la cosa per il momento, spero stia attaccato. L'ho attaccato con l'attack. In realtà avevo anche l'Azulit, però l'Azulit ci sta ore per asciugare. Io avevo bisogno di averlo subito, perché io non sono una che ha pazienza a queste cose, deve essere tutto pronto, fatto velocemente, subito, e quindi ho usato l'attack. Diciamo che all'inizio sembrava non attaccasse, e invece poi ha fatto bella presa e l'ho fatto asciugare bene qualche minuto. Beh, 5 minuti l'ho fatto asciugare e perfetto. Bello. È un color cristallo normale. E là, è meno 20 a mezzogiorno. E sto lavorando al computer. Sto programmando tutti i post di Facebook. Aspettate. Pepe. Ok. Niente, ho fatto andare a giocare Pepe di là perché altrimenti qua fa un casino col tappeto. E sì, sto programmando appunto i post, devo farlo anche sul blog perché è una cosa che devo fare da tempo e continuo a rimandare, quindi mi sono messa d'impegno e faccio questa roba qui. Poi ho già preparato la pasta e lì è solo da condire perché dopo vado via. Che luce horror! No, horror no, però. E sono qua che mi giro per parcheggiare qui a casa. Sono appena arrivata dall'Eurospin. Allora, ho fatto inglese, poi sono andata con mia mamma all'Eurospin, poi siamo andati da mio zio che ha la gelateria, la Gemma, e quindi adesso sono qua a casa. Super manovre. Ok. Ecco fatto, parcheggiato. Ho anche un piatto di pasta, questa la tengo per domani. Qua. Sì, vedete molto con la plastica. Spaghetti con le cozze, che l'ha fatta mia mamma oggi. Ok. Tiriamo freno a mano. Niente, io finisco il vlog perché è meglio che lo finisco, così lo edito, lo metto a caricare subito stasera. Ricordatevi che domani uscirà il giveaway più un codice sconto per acquistare le mie creazioni nel mio shop Etsy. Lo shop Etsy io ce l'avevo già, solo che era vuoto. Io l'avevo aperto qualche anno fa, però non l'ho mai riempito, l'ho sempre tenuto lì senza niente dentro. E ieri sera appunto mi sono ricordata che avevo anche questo shop e quindi ne ho approfittato e
lì c'è la possibilità di offrire un codice sconto e ci ho messo anche il codice sconto per il secondo acquisto, quindi voi una volta che effettuate un acquisto vi arriva il codice sconto per fare un secondo acquisto. Domenica vi dirò tutto, insomma. No, nel giveaway no, ve lo dico a parte, un altro video a parte. E basta, vado perché sono le... Boh, la mia macchina segna che sono le 7:20, non so, forse sono le 7:15. Quindi vado, ci sentiamo, ci aggiorniamo sui social e alla prossima. Ciao e grazie.